Domenica 6 ottobre 2019 al Rifugio Gualdo, sulla strada panoramica dei Colli Alti di Monte Morello, sta per essere inaugurata la mostra personale dello scultore fiorentino Umberto Muti dal titolo Dal segno al legno. Sarà presentata al pubblico fra pochi minuti da Fosco Masini, presidente del gruppo Gualdo, dal professor Adriano Bimbi, che è il referente per la selezione degli artisti e le mostre che espongono al Gualdo, e poi dal professor Federico Napoli. Si concluderà il vernissage con l'intervento di Umberto Muti e a seguire il coro Musica Armonica. Quindi una bellissima mattinata, come nelle regole del gruppo Gualdo, che ha chiuso la stagione 2018-2019 con una interessantissima mostra di Primo Levi, riapre la stagione 2019-2020 con un artista che ancora non ha la fama che meriterebbe per quanto è bravo, però tu lo conosci da oltre mezzo secolo e l'hai chiamato e fortissimamente voluto qua al Gualdo. Si sa come essere un grande amico di gruppo e anche mio, perché ci insegnava tante cose quando era ragazzetto, e allora mi è venuta l'idea di dirgli: Umberto, fa la mostra, guarda, e lui credo l'abbia fatto molto volentieri. Penso che le persone che vengono gli piaccia la mostra. Ci sono molti motivi, oltre alle opere di Umberto c'è la possibilità di vivere l'atmosfera di questa storica chiesetta, di vedere, come state vedendo dalle immagini, un panorama incantevole sulla piana fiorentina, e poi ci sarà il catalogo, come sempre, con grande sforzo economico Gruppo Gualdo riesce a accompagnare ogni mostra con un bel catalogo in distribuzione gratuita, quindi anche questo è un bel valore aggiunto. Ovviamente anche la mostra è a ingresso libero, e poi qui, se uno si vuole trattenere, può fare quello che vuole, c'è una ottima cucina, insomma si sta bene. Anticipiamo di pochi minuti quello che sarà l'intervento pubblico del professor Federico Napoli fra pochi minuti, quando verrà ufficialmente aperta la chiesa del Gualdo al pubblico e inaugurata la mostra. Tu hai scritto nel catalogo un artista venuto dal tempo, perché hai scelto questo titolo e ovviamente con quali contenuti poi si sviluppa questo titolo? Dunque sì, venuto dal tempo perché ci sono tantissimi riferimenti in queste opere di Umberto Muti al passato. Le potrei riassumere in 3 o 4 velocemente. Il primo è nel titolo stesso, Dal segno al legno. Il segno, cioè il disegno, cioè la struttura compositiva, cioè l'architettura che regge la realizzazione delle opere. Se a queste si aggiungono, vedendo le opere di Muti, quelle linee di forza, di tensione che ne delineano le forme, si ha un po' quella strada che Alberto Magnelli negli anni 30 indicò per tutto il mondo culturale fiorentino, una strada verso l'astrazione, una strada molto fiorentina, diversa da quella dei comaschi o dei milanesi. Quindi questo è già un riferimento al passato, colloca Umberto Muti all'interno di un ambito culturale fiorentino di più ampio respiro nazionale, quantomeno se non internazionale. Il secondo aspetto, direi, è che se si guarda queste opere c'è ancora un riferimento al passato, cioè il soggetto ricorrente è la donna. Sembra che Umberto Muti voglia esprimere o trovi nella figura femminile, che è prioritaria in queste opere, il riferimento, cioè il mezzo per esprimere le sue idee sul mondo contemporaneo. Terzo aspetto è quello che è alle nostre spalle, quel grande Cristo che si trova e che rimanda ancora al passato. Lo rimanda al passato nella scelta dei materiali. Se si pensa, noi, in specie poi nello sviluppo dopo il Medioevo, noi in Toscana i materiali prediletti sono la pietra, anche in questa cappellina lo vediamo, sono il marmo, sono la ceramica. Il legno è un qualche cosa che è rimasto molto ancorato al 1100, 1200, cioè in epoca alto medievale e poi medievale. L'utilizzazione del legno significa proprio riprendere, recuperare delle forme antiche. Altro aspetto che ci dice come Muti faccia un lungo percorso nel tempo è la struttura di queste sculture, che ricordano molto l'altorilievo. E l'altorilievo è una forma oggi scarsissimamente praticata, ma che invece ha avuto un'alta nobiltà dal romanico, il gotico e lo stesso periodo del Rinascimento.
C'è poi un altro aspetto che ci dice di questo lungo cammino che Muti fa fra passato e presente, perché in fin dei conti, ritornando al tema della femminilità, cioè della donna presa come soggetto prioritario nelle opere scultoree di Muti, in fin dei conti è un soggetto estremamente contemporaneo, con anche riferimenti. Alcune opere si titolano Vittima, che quindi sono specificatamente un calare, un discorso del passato in un contemporaneo molto bruciante. C'è un altro aspetto che entrando nella cappellina si ha un senso di arcaicità, perché queste statue ricordano i menhir, ricordano le statue passato remoto. quindi un passato estremamente remoto, rivisitato e corretto. Quindi questa mescolanza di elementi che si intrecciano fra passato e presente, fra antico e moderno, fra classico e riforma, diciamo così, e rinnovamento, ci danno il senso di una misura di un artista, Umberto Muti, e di una scultura che proprio forse in questa contraddizione quasi ossimorica, è quasi un ossimoro, passato che si fonde con il presente, ci dà il senso però di una accentuata contemporaneità. Finalmente, dopo tantissime presenze nella nostra rubrica Incontri con l'arte come artista partecipante alle mostre collettive, oggi abbiamo l'opportunità di proporvi una mostra personale molto ricca e articolata di Umberto Muti, e questo magari nelle trasmissioni televisive forse non traspare, ma ogni volta che c'è una presenza di Umberto Muti a una mostra collettiva tutti dicono siamo in presenza di un grande artista, forse di livello superiore nei confronti degli altri artisti che con lui partecipano alle collettive, e come mai a oggi Umberto Muti ancora non è conosciuto e apprezzato a livello nazionale e internazionale. Questo penso di poterglielo dire in sua presenza, è dovuto soprattutto al suo carattere, perché Umberto non è un artista di quelli che sgomitano, che si propone, che va a cercare grandi critici a sollecitarli, lavora sotto traccia, sottotono, però i risultati di un artista parlano da soli, quindi non c'è bisogno di prima o poi i valori emergono, e credo questa mostra, Umberto, sia l'occasione più propizia per dimostrare la dimensione artistica. Lo ha già fatto da par suo Federico Napoli nel suo intervento. Leggerete anche il testo critico all'interno del catalogo in distribuzione gratuita per tutta la durata della mostra. Umberto Muti merita veramente una consacrazione, e speriamo, vedo il professor Napoli alle spalle del nostro cameraman, che questa sia l'occasione propizia, anche perché lui teneva molto a questa mostra, perché è vicina al suo studio, sono luoghi che tu hai sempre frequentato, e dobbiamo dire la chiesa di Gualdo ha ospitato le mostre dei più grandi artisti del Novecento, e quindi già esporre qui è una consacrazione. Per me sì, e ringrazio prima di tutto il gruppo Gualdo, nella persona soprattutto di Fosco Masini, che è un amico che conosco dagli anni 60, da quando praticamente fu fondato questo sodalizio, diciamo, questa associazione a Montemorello. Io all'epoca ero anche un appassionato escursionista, sciatore, eccetera, eccetera, per cui si fece subito amicizia, e naturalmente non ho mai chiesto di intervenire, diciamo, cioè di essere presente in questa bella cappella. Ti ha cercato lui, questo ce l'ha detto. Tu non l'avresti mai cercato, e non avresti mai utilizzato questa vecchia amicizia e frequentazione per esporre. Però è stato lui quest'anno a propormi questo, e io lì per lì sono rimasto un po' sconcertato, perché insomma io non ho mai esposto in un luogo di questo tipo, solo in gallerie, soprattutto gallerie di gruppo come Gruppo Donatello, il Gada, prima con Giovannini, ti ricordi? Rolando, sì, con Rolando Giovannini, Art Point Black. Art Point, che mi ha, diciamo, aiutato a uscire un po', perché se non era per lui forse sarei rimasto nel mio studio a lavorare. Buonanotte. Senti, Rolando, sì. Tu hai scelto il legno come unico interlocutore. Te lo dico subito. Il mio maestro del legno è stato il mio nonno, Montanaro, della provincia di Modena, Alto Appennino modenese,
il quale, oltre a fare il contadino, cioè allevare bestiame, eccetera, eccetera, era un esperto in legnami, cioè tagliava al momento giusto, faceva tutto quello che si poteva fare e costruiva tutto da solo, facendo, diciamo, di tutto, dal cucchiaio, per dire, alle capanne, per dire, le capanne di grande stalle, cose del genere. Perché questo? Te lo dico, perché io ci ho vissuto 2 anni e mezzo durante la guerra, nel periodo soprattutto della resistenza partigiana, in quanto noi eravamo nella Repubblica, che è la seconda in Italia dopo quella della Val d'Ossola, di Montefiorino, Repubblica Partigiana di Montefiorino. Ci ho vissuto estate e inverno, perché io feci la terza elementare a Castello, poi la mia mamma mi portò dai nonni per sicurezza, perché qui insomma le cose andavano, c'erano bombardamenti eccetera, e ci sono rimasto fino alla fine di settembre del 45, capito? Quindi con mio nonno ho imparato quando avevo 9, 10, 11 anni. Ti posso dire, tanto per dire una battuta, ero considerato all'epoca dai miei amici del posto, no? Ragazzi, ce n'erano diversi nel paese, era un po' il barone rampante, che non avevo letto all'epoca, forse non l'aveva neanche scritto Calvino nel 43-44, sì. Non credo. Comunque, perché avevo scelto 2 o 3 alberi che sono alberi tipici della montagna, un frassino e un acero che erano vicino a casa, e io andavo lì, salivo sopra e ci passavo delle ore, magari leggevo anche o facevo, o così fischiavo, certo, o suonavo l'armonica. Altra mia passione è la musica. Concludiamo il servizio dal Gualdo invitando i nostri telespettatori a venire a visitare la mostra dello scultore Umberto Muti. La mostra, dal titolo Dal segno al disegno, si concluderà il prossimo 20 ottobre, sarà aperta al pubblico con ingresso libero e in distribuzione gratuita. I visitatori troveranno anche il catalogo che l'accompagna, con il seguente orario: giovedì e sabato dalle 16 alle 18:30, la domenica dalle 10:30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18:30. La mostra, come tutte quelle che l'hanno preceduta, ha il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino.